Riunione pre-vendemmia in Villa dei Cedri a Valdobbiadene, vendemmia 2024. Quali sono le aspettative del consorzio di OCG? Beh, ormai ci dobbiamo abituare ad annate particolari e questa lo è anch'essa. Abbiamo iniziato un anno con una piovosità al di sopra della media che, ricordiamolo, qualche problemino sulle rive più ripide l'ha anche portato, per arrivare poi a una fase di calore estremo, quasi neanche tipico, soprattutto nel mese di agosto, ed è la fase in cui siamo ora. L'uva si prospetta molto buona, molto bella, con uno stato sanitario fantastico, grazie all'attività del Consorzio di tutela anche attraverso il protocollo viticolo, viticoltori che hanno saputo intervenire al momento giusto e nel posto giusto con i prodotti giusti. Tutto funziona bene, oggi abbiamo a che fare con un caldo anomalo. Il caldo anomalo non è una buona cosa per noi, non lo è perché per fare freschezza, primaverilità, profumi fruttati, le caratteristiche che noi amiamo del Conegliano Valdobbiadene, avremo bisogno di escursioni termiche, sì elevate, ma con le minime che vanno al di sotto dei 20 gradi. Purtroppo abbiamo giornate a 32, 33 e le nottate a 20-21. Cosa comporta questo? Comporta che il viticoltore deve fare una scelta, anticipare questa vendemmia. Siccome la maturazione va avanti bene, non è più la gradazione zuccherina il nostro input per iniziare la vendemmia, ma è la diminuzione dell'acidità. Quando questa arriverà ad un livello che per noi è ideale, noi vendemmieremo anche se dovessimo fare delle scelte di riduzione della gradazione o di accettazione di una gradazione inferiore. Ricordiamolo, il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, quando diventa tale, vuol dire che ha fermentato una seconda volta in autoclave, lì guadagni ancora 1,5 gradi di alcol. Quindi oggi che l'alcolicità non è l'elemento che qualifica più i vini, che tu abbia 10,80 o abbia 11,30 piuttosto che 11,80, non ci cambia la vita, ma senza la freschezza acida avremo veramente delle difficoltà. Quindi ci aspettiamo una vendemmia che probabilmente inizierà alla fine della prossima settimana. L'unica nota negativa è una leggerissima riflessione sui prezzi, ma che non è dovuta a incapacità gestionale dei produttori, ma a un contesto nazionale e internazionale che ci fa riflettere e ci adattiamo un po' anche noi. I dati di vendita sono buoni, quel qualche punto che ormai tutti sanno di percentuale di venduto in meno non è quella che ci deve preoccupare. Quella è semplicemente un segnale che c'è qualcosa nell'economia mondiale che funziona un po' peggio del previsto, ma è anche un segnale che pagano normalmente i vini delle qualità più elevate, del valore immaginario più elevato. Quando ci sono meno soldi si cerca di spendere un po' meno.